sul pianerottolo di fronte all'ascensore. Si incontrano due amici, uno gli fa a quell'altro: "Oh, come sta il neonato?" Lui fa: "Bene, lui bene, ma noi siamo distrutti, sono 2 settimane che non dormiamo." "Maria si è ripresa dal parto?" "So io Maria, Giorgio gli tappia la macchina." Un signore con braccio monco va dal barbiere, si mette a sedere, il barbiere chiama un ragazzetto e gli fa: "Fai la barba al signor Rossi, va." E il ragazzetto che fa? Comincia a schiumargli tutta la fascia, poi via la soglia, le prime 2 o 3 rasoiate, e a un certo punto lo taglia questo, e il barbiere fa: "Me scusi, no vabbè, non ti preoccupare, io piglio tampone al primo taglio." Un'altra 2 o 3 rasoiate, o ritaglia un'altra parte, quello vai e me scusi, quello è un po' nervosità, vabbè, non fa niente. A un certo punto il ragazzetto mentre taglia la barba fa: "Ma lei è la prima volta che viene qui da noi?" E quello fa: "Eh sì, guarda il braccio, ho perso in guerra." Siamo in Palestina. Gesù, dopo tutto quello che è successo, rimane disoccupato, non sa più che fa. A un certo punto comincia a cercare un impiego, si presenta a un circo, c'è sta il direttore e fa così: "Salve, prego, mi dica, guardi, io volevo presentare qualche numero, volevo sapere se posso lavorare qua." "Sì, che sai fare?" Quello fa: "Guardi, so trasformare l'acqua in vino." "Ah no, quello lo sanno fare tutti, serve qualcosa di più eccezionale." Allora Gesù gli fa: "So camminare sulle acque." "Ah, questo è interessante, dai, fammi vedere." Lo porta davanti a una cisterna piena d'acqua, Gesù si mette sul bordo, tutto pronto, corsaio, si fa il segno della croce, fa il primo passo, come fa il primo passo, casca nell'acqua fino al collo. Dopo un po' riesce, tutte bolle, riesce, si asciuga tutto, quando esce fa così: "Porca miseria, da quando mi hanno bucati i piedi non mi riesce più." Tra colleghi, uno gli fa a quell'altro: "Abie, ma che ci fai ancora qui in ufficio? Non dovevi andare al funerale di tua suocera?" Quello fa: "Lo so, però prima il dovere e poi il piacere." C'è una coppia a letto, lui col giornale, la donna solo guarda e gli fa così: "Ma che ci succede, Armando? Sei cambiato, non facciamo più l'amore, non mi dai più attenzioni, sembriamo due estranei." E lui col giornale fa: "Ma che dici, Elvira? Non è vero." "Ma che Elvira? Io sono Beatrice." E lui lo guarda e fa: "Se è per questo, ma anch'io sono Armando, mi chiamo Gino." C'è un tizio sulla riva di un lago che sta pescando. A un certo punto, dopo qualche minuto, vede arrivare una macchina di carabinieri, scende il carabiniere col cappotto, piano piano entra in acqua e comincia a nuotare. E questo è sterefatto, se guarda sto carabiniere che si fa tutta la bella nuotata per sto laghetto, fino a che ritorna sulla riva, come esce, si dà una sgrullata, risale in macchina e se ne va. La settimana dopo la storia si ripete, solo che tutte le volte che sto carabiniere si fa il bagno, a questo gli fa scappare tutti i pesci. Perché quando esce fuori dall'acqua, che si sta mezza asciugata, gli si avvicina, questo gli fa così: "Mi scusi, io capisco che lei se vuole fare una nuotata, no? Ma perché con sto cazzo di cappotto?" Allora quello gli fa, e il carabiniere fa: "Ma io non sto nuotando, sto lavando il cappotto." Quello fa: "Come sta? Ma non ha mai sentito parlare della lavatrice?" Quello fa: come no, però lì mi gira la testa." Siamo in un piccolo paese. Ogni fine settimana il commendator Augusto Cecconi, in arte Erfandonia, si reca al bar del paese a fare colazione. E tutte le volte che entra comincia a raccontare tutte le sue vicissitudini, i viaggi che ci ha avuto e un sacco di cose, solo che spesso esagera e dice tutte cazzate. Allora quelli del paese ormai lo conoscono e lo piano sempre per culo alle spalle, no? Ma un giorno che succede? Che tutte le volte che il commendatore torna a casa incontra uno del paese, un certo Antonio, che è un poveraccio del paese, in sciana lira, no? E se fanno sempre il tragitto di ritorno insieme. E sto Antonio, vede sto commendatore tutto in grana e gli fa sempre i complimenti per una bellissima giacca che porta, no? E allora un giorno al commendatore gli viene un'idea. Chiama Antonio e gli fa: "Anto, senti, ti faccio una proposta. Io ti do la giacca mia che mi ha chiedi da 2 anni, io te la regalo. Però quando andiamo al bar, tutte le volte che io racconto una storia delle mie avventure, tu devi sempre confermare che è vero che stavi con me." Allora quello gli fa: "Ma magari, ha commentato, magari io per sta giacca ne moro." Insomma, si mettono d'accordo. Qualche giorno dopo vanno al bar. Quando stanno al bar, il commentatore si piaga una cosa da bere e a un certo punto si gira verso tutti quelli del bar e comincia a parlare, no? E comincia a fare: "Oh, ma non potete capire che c'è successo a me, Antonio. Siamo andati sulla montagna con la jeep mia, no? Mentre arrivavamo lì, 3000 difficoltà, tronchi che cascavano, buche, arrivavamo quasi sulla vetta della montagna, sbaum, abbiamo una buca, spaccamo la ruota della macchina. Solo che non c'avevo la ruota di scorta, quindi che faccio? Bilancio tutta la cosa che c'avevo in macchina, bilancio tutto il peso della macchina, faccio mettere pure Antonio sulla sinistra, sulla destra, capito? E siamo tornati al paese con la macchina su 2 ruote." E tutti quelli del bar: "Esagerato." E il commendatore fa: "Antonio, Dio, è vero?" E Antonio: "Sì, c'ero pure io, è verissimo."
Mo passano 5 minuti, dopo 5 minuti ricomincia a fa, ma perché non vi ho raccontato quando ho portato Antonio sul mio Piper? Io ho un aereo mio personale, l'ho portato sull'aereo perché gli volevo far vedere Antonio tutta la montagna dall'alto. Mo mentre stavamo su e lui guardavamo di sotto, a un certo punto il motore va in avaria, cominciamo a cercare di planare, arriviamo in mezzo a un bosco, passiamo fra due alberi, si staccano tutte e due le ali, rimaniamo solo con la carlinga, cascamo per terra, scivoliamo per altri 400 metri, se siamo fermati a tanto così da un crepaccio. E tutti, commentato, esagerato. Oh, vi giuro, è vero, Antonio, è vero. Antonio, sì, c'ero pure io, è vero. Dopo un altri 5 minuti fa, e perché non vi ho raccontato quando ho portato Antonio in Africa per la Cascia Grossa? Antonio non aveva mai provato questa emozione, me lo sono portato con me nel cuore dell'Africa. A un certo punto stavamo in mezzo alla giungla, io avevo un fucile, vedo arriva 4 leoni verso di noi. Capito? Più il fucile, pom pom pom, i primi 3 gli sdraio, rimane l'ultimo che mi schiva. Sparo e mi accorgo che l'ho lisciato, ho finito pure i colpi. Butta il fucile per terra, ma arriva il leone addosso, spalanca la bocca per mangiarmesi, gli infilo un braccio in bocca, gli pio l'intestino, glielo tiro tutto da fuori. E tutti quelli del bar, esagerato, commentatore. E quello si gira e fa, Antonio, è vero, Dio un po'. Antonio si guarda e fa, commentatore, chiede sta giacca e vattene a fanculo. C'è una signora in casa, squilla il telefono, risponde e fa pronto? E dall'altra parte un tizio gli fa signora presto, corre in ospedale, suo marito è stato schiacciato da un rullo compressore. Capirà, questa gli pian corpo, si veste al volo e arriva subito all'ospedale. Come arriva al bancone della reception fa buongiorno, mi scusi, sono la moglie del tizio che è stato schiacciato dal rullo compressore, ma dove sta adesso? Quello guarda il registro, fa così, sì, stanza 14, 15 e 16. Lui a lei, amore, sei la mia droga. Lei fa, dici davvero? Sì, costi una cifra e mi sta rovinando la vita. Dopo 20 anni di manicomio, un matto viene dimesso e lo mandano a casa. La mattina dopo squilla il telefono del direttore del manicomio, il direttore risponde, è il matto che gli fa così. Dottore, buongiorno, mi scusi, ma stanotte mi è successa una cosa strana. Fa, mi dica, prego, che è successo? Mi sono svegliato, c'ho una vite dentro l'ombelico. Fa, ma che sta dicendo, è sicuro? Sì, tutto è proprio una vite. Che posso fare? Il dottore fa, provi a svitarla. Ah, aspetti qua il telefono da Pier Cacciavite. Sente, questo che sta lontano, Pier Cacciavite. Dopo un po' ritorna e fa, ho svitata tutto. Ebbene, che è successo? E mi è cascato il cazzo. Un pappagallo tutto lercio, un pussolito, spiumato, ne incontra uno tutto bello, vaporoso, tutto colorato. E gli fa, oh, ammazza quanto sei bello, ma che hai fatto? Quello fa, mi ha preso una famiglia che tutti i giorni mi tiene come un figlio, mi pettina, mi pulisce, mi profuma. Te piuttosto, ma guarda come stai, ma che hai fatto? Quello fa, io stavo all'ospedale. Davvero? E che stavi a fare? È il pappagallo. C'è un signore di 65 anni che non riesce a andare in pensione. Tutte le volte che fa la richiesta gliela rigettano. Un giorno arrabbiatissimo si presenta all'ufficio postale, come arriva lì davanti comincia a sbraitare verso la signorina, no? Se apre la camicia e gli fa guardi i peli bianchi sul petto, quando mio padre ce l'aveva già stava in pensione da 10 anni. Se infila una mano nella camicia, la cassiera fraintende il gesto, se pensa che gli sta a fare una rapina, che fa? Indietreggia, piena una mazzetta di soldi e la tira sul bancone. Questo capirà, pia sti soldi e torna a casa tutto contento. Come torna a casa la moglie fa com'è nata? Gli fa guarda, mi hanno dato la pensione. Ah, e come hai fatto? Gli fa la moglie. Gli ho aperta la camicia e gli ho fatto vedere i peli bianchi. Lei fa, e gli potevi far vedere pure il cazzo, almeno davano pure invalidità. Dopo 20 anni di lavoro negli Stati Uniti, un tizio torna a Roma e per tutto il viaggio con un nodo stretto alla gola pensa al suo amico d'infanzia, Peppe, e pensa a tutto quello che ha fatto con Peppe, le prime marachelle, le prime uscite con le ragazzine, le prime biciclette insieme, sono cresciuti per tutta la vita insieme e so 20 anni che non vedo e non vedo l'ora di rivederlo. Come arriva a Fiumicino, scende, manco va a casa sua, va direttamente a casa di Peppe per salutarlo, solo che arriva a casa e Peppe non c'è, allora che fa? Con le valigie sempre via e se reca sul posto di lavoro di Peppe e manco al posto di lavoro c'è sta, disperato prima di ritornare a casa gli viene in mente il baretto dove sono cresciuti, dove hanno fatto le prime cose insieme, e le prime partite a flipper, le prime partite alle macchinette, capirai, se regate corsa lì, come arriva, lo vede che sta a giocare a biliardo, gli sei bagnano tutti gli occhi, capito? Posa le valigie per terra e con la strozzata gli fa Peppe! Peppe sta a giocare a biliardo, se gira, lo vede che le valigie fa, sta a partire. Un uomo viene condannato a 10 anni di carcere. Capirai, gli pian corpo e durante l'ultimo colloquio, prima di andare carcerato, gli fa la moglie cara, capisco che 10 anni sono veramente tanti e sicuramente tu in questi 13 anni avrai anche qualche amore passeggero. Famo così, guarda, tutte le volte che dovessi andare, spero mai, ma se dovessi andare a letto con qualcuno, metti un chicco di riso dentro a quel cassettino di legno che ci abbiamo al comò in salone. Alla moglie fa, vabbè,
Insomma, questo P va carcerato. Mo passano sti 10 anni, dopo 10 anni questo torna a casa e la prima cosa che fa è desideroso di andare a vedere quante volte la moglie ha tradito. Come entra a casa e il primo cassetto che apre è quello del comò e dentro ci trova 3 chicchi di riso. Capirai che se diventano tutti gli occhi lucidi e cominciano a scendere le lacrime, si gira verso la moglie e fa: grazie amore, sei stata veramente brava, si vede che mi ami, anche perché in 10 anni mi hai tradito solo 3 volte. La moglie si gira e fa: sì, tutti i supplichi che ti ho portato in carcere.